Eder. Mech. Pallister. Dopo un anno di intenso e minuzioso lavoro, la patologa forense Cristina Cattaneo ha finalmente completato la sua dettagliata relazione sulla morte di Liliana Resinovic. Un documento che potrebbe rappresentare una svolta cruciale nell'indagine su un caso che da mesi tiene con il fiato sospeso investigatori, esperti e l'opinione pubblica. Nella notte tra venerdì e sabato, con un'attenzione quasi maniacale per ogni dettaglio, ogni singola parola e ogni possibile sfumatura di significato, la dottoressa Cattaneo ha inviato il frutto della sua lunga e approfondita analisi alla Procura di Trieste tramite posta certificata. Un lavoro certosino, svolto in collaborazione con i medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone, oltre che con l'entomologo Stefano Vanin, il cui esito sembra tracciare una prospettiva diversa da quella che, fino a quel momento, aveva orientato la procedura verso l'ipotesi del suicidio e la richiesta di archiviazione del caso. L'analisi condotta dalla Cattaneo ha portato alla luce elementi mai emersi prima, dettagli che gettano nuove ombre sulle circostanze della morte di Liliana Resinovic, riesaminando i resti della donna e sottoponendoli a ulteriori approfondimenti scientifici. L'equipe di esperti ha individuato una serie di lesioni che non erano state segnalate nella prima autopsia. Una lieve frattura alla lamina della seconda vertebra toracica, una lesione allo sterno e una subpleurica a livello polmonare. Questi segni, apparentemente trascurati nelle precedenti analisi, potrebbero essere compatibili con un trauma subito in vita, elemento che apre nuove possibilità investigative. Ma il dettaglio forse più inquietante riguarda le lesioni individuate sul volto della vittima. Si tratta di segni vitali, cioè provocati quando Liliana era ancora in vita, che potrebbero essere il risultato di colpi ricevuti. Questa scoperta porta a una revisione profonda delle conclusioni iniziali. Se qualcuno l'ha colpita mentre era ancora viva, come si può continuare a sostenere l'ipotesi del suicidio? L'elemento che rimane invariato è la causa della morte, l'asfissia. Tuttavia, a differenza della prima ricostruzione, in cui si ipotizzava che Liliana si fosse infilata i sacchetti di plastica sulla testa da sola, la nuova relazione medico-legale apre alla possibilità che qualcuno l'abbia soffocata. Un particolare anomalo, in questo senso, è il fatto che sul collo della donna non siano stati trovati segni evidenti di pressione. Nemmeno quelli che sarebbero dovuti essere lasciati dal cordino che chiudeva i sacchetti. Quel laccio, infatti, non era stretto, era semplicemente appoggiato, allentato. Dunque, com'è morta realmente Liliana Resinovic? Un altro aspetto di fondamentale importanza riguarda la data della morte. Se la prima perizia medico-legale, condotta dal dottor Fulvio Costantinides, aveva collocato il decesso in un periodo più vicino al ritrovamento del corpo, la Cattaneo sembra invece propendere per un'epoca ben precisa, il 14 dicembre 2021, il giorno stesso della scomparsa della donna. Questo elemento non è di poco conto, perché rimetterebbe in discussione tutti gli alibi e gli spostamenti delle persone a lei più vicine in quel preciso arco temporale. Nonostante questa ipotesi, la relazione inviata alla procura non sembra indicare con assoluta certezza un'ora esatta della morte, ma fornisce una serie di elementi che avvalorerebbero la tesi secondo cui Liliana non sarebbe rimasta in vita nei giorni successivi alla sua scomparsa. Questo aspetto apre ulteriori interrogativi. Se la donna è morta il 14 dicembre, dove è stato custodito il suo corpo fino al ritrovamento? Da chi? E perché? Un nodo cruciale del caso rimane il modo in cui è stato trovato il corpo della vittima. Liliana Resinovic è stata rinvenuta con il capo avvolto da 2 sottili sacchetti di plastica e il resto del corpo infilato in 2 pesanti sacchi neri per la spazzatura. Un dettaglio fondamentale è che su nessuno di questi sacchi sono state rilevate le impronte papillari della donna. Se fosse stata lei a maneggiarli, sarebbe stato quasi impossibile non lasciare alcuna traccia. Eppure, anche le impronte di terze persone sembrano assenti. L'unico indizio rilevato è una traccia di un guanto in tessuto e una debole traccia di DNA maschile sul cordino utilizzato per chiudere i sacchi. Le successive analisi genetiche hanno escluso che appartenesse alle figure maschili più vicine alla vittima. Né il marito Sebastiano Visintin,
né l'amico speciale Claudio Sterpena, né il vicino di casa Salvatore Nasti, né l'amico di lunga data Fulvio Covalero risultano compatibili con quel DNA. Ma allora, a chi appartiene? Potrebbe essere stato lasciato da qualcuno che ha manipolato il corpo dopo il ritrovamento? Oppure il frammento di una verità ancora più oscura? Se la nuova consulenza della Cattaneo venisse confermata nelle sue conclusioni, la procura potrebbe essere costretta a riconsiderare l'intero caso. Forse riaprendo le indagini e valutando la possibilità di iscrivere qualcuno nel registro degli indagati. Ma chi? Fin dall'inizio, i sospetti della famiglia della vittima si sono concentrati sul marito, Sebastiano Visintin. Tuttavia, il 14 dicembre, giorno in cui secondo la Cattaneo Liliana potrebbe essere morta, Visintin ha un alibi che la squadra mobile ha verificato in modo scrupoloso, tracciandone gli spostamenti minuto per minuto. Nei giorni successivi è stato monitorato, intercettato, e ogni suo movimento è stato osservato con attenzione dai vicini. Eppure, il sospetto continua ad aleggiare. Un dettaglio significativo riguarda i sacchetti con il marchio Conad trovati sulla testa della vittima. Sacchetti identici erano presenti anche nella casa di Liliana. Inoltre, il cordino usato per chiudere quei sacchi sarebbe compatibile con una matassa trovata in un cassetto della cucina di casa Resinovic, come dichiarato dallo stesso Visintin agli inquirenti. Se Liliana è stata uccisa, perché il suo assassino avrebbe dovuto inscenare quella strana messa in scena con i sacchi? Non certo per simulare un suicidio, visto che il modo in cui è stato ritrovato il corpo è del tutto anomalo rispetto a un classico gesto estremo. E allora? Potrebbe averlo fatto per agevolare il trasporto del cadavere? O per confondere le tracce? Ora la procura dovrà analizzare attentamente la nuova relazione della Cattaneo, che potrebbe ribaltare completamente le ipotesi investigative fin qui seguite. Nel frattempo, i legali dei familiari di Liliana avanzeranno richiesta per ottenere una copia del documento e valutarne i contenuti. Resta da capire chi erediterà il fascicolo dopo il trasferimento della PM Maddalena Kergia alla Procura Generale e, soprattutto, quali saranno i prossimi passi della magistratura. Quello che è certo è che il caso Resinovic non può più essere chiuso con una semplice ipotesi di suicidio. Ora si apre un nuovo, intricato capitolo di questa tragica e complessa vicenda. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.